Siamo con Marco Conte, allenatore del Fossalta Piave, al termine della partita Cavolo della Salute Fossalta, vinta 2-1 dal Fossalta. Allora mister, 3 punti veramente pesanti oggi, una seconda vittoria di fila per voi, è un bel momento. Sì, abbiamo sofferto all'inizio, i primi 20 minuti il Cavolo ci ha aggredito, ci siamo fatti un po' sorprendere, probabilmente meritavano anche di andare in vantaggio, poi invece siamo riusciti a prendere la misura, abbiamo cominciato a ribattere qualche colpo e nel secondo tempo secondo me abbiamo trovato, pur soffrendo, delle ripartenze importanti e siamo riusciti, nonostante il loro pareggio, a riprenderci la partita. Sì, da parte vostra forse sapete che è una partita un po' difficile, però senza strafare, facendo il giusto e anche chiudendo al massimo quanto creato avete portato a casa. Sì, diciamo che la partita è stata una partita, secondo me una buona partita. Il Cavolo è una buonissima squadra che ci ha messo in difficoltà e noi siamo stati bravi a fare la partita che avevamo preparato, chiudendo a loro gli spazi e cercando di ripartire negli spazi che loro lasciavano, chiaramente venendo ad attaccarci. Questo è stato il motivo della partita e ci è andata bene. Terza partita per lei sulla panchina del Fossalta, insomma, quali impressioni dopo 3 settimane di lavoro? La squadra è una squadra secondo me con valori, con dei giovani bravi, con dei vecchi, dico vecchi, bravi, con dei caratteri un po' strani da gestire. Per la squadra però aveva bisogno solo di fiducia, mancava i risultati, il resto c'era tutto perché si vede che la squadra è ben preparata e quindi bisognava trovare il modo di trovare quel qualcosa che ci facesse prendere un po' di fiducia e questi sono i risultati, non c'è niente da fare. Infatti da posizioni di bassa classifica ora siete sulla metà, con che modo si prosegue il campionato? Come non la guardavamo prima, la classifica, avevo invitato i giocatori a non guardarla prima, non la guardiamo adesso, o la guardiamo in maniera così, tanto per sapere com'è. Noi abbiamo bisogno di migliorare ancora e di mettere ancora più fiducia. Nel momento in cui avremo ancora più fiducia probabilmente ci toglieremo ancora qualche soddisfazione.